Questo per richiamare più la moda anni 70 maschile, perché i gruppi metal avevano i pantaloni sotto lo stivale, no, giusto? No, io devo mirate i capelli. E... e il trucco sarà fondamentale. Ecco, voi, questa è stata l'intervista. Seria giusto fare. Quando che dopo che sigo sacchetto, che davo pugni, sciaffe Come coppa. perché ti ho detto sesto lava mano, che davo. Porca puttana. E a fine del tutto anche io sarà toccato de nero. Forse di tutti i lividi che tu mi farai. Cosa hai detto Davide? Sì, anche si può fare. Ascoltami, La matita è nuova con lo ma ogni volta che ti vedo salta fuori una novità di questa scena qua. Prima tu devi solo sguardarmi, adesso ti regalami i pugni, sciaffe e tutto. Sì, so fare anche benzina, se no devo mica la Federica. Va bene. Questa è stata l'intervista all'attore e regista Dave, attore scusi Terence. A voi studio. Hey James! Sì, ok, vedo, sì, ok. Ok, lettore ti prego, tutto, no? L'ambientazione dell'ultima scena del film. Il regista sta pensando, emozionato e sta Speriamo venga fuori bene. Peccato perché pensavo a un posto diverso. Quando fummo arrivati a Mira, io mi aspettavo un bosco completamente diverso. Infatti eravamo partiti con l'intento di girare la scena in cui Terence cantava a James questa canzone con frasi abbastanza forti. Però quando ci trovavamo davanti quei 2 o 3 alberi, dovemmo, almeno io, decisi di rinunciare perché non era quello che volevo. Abbiamo dovuto riadattare e improvvisare in altre scene. Ecco le riprese tra il regista e il protagonista. Bene, finalmente ho un po' recitato anch'io, cazzo. Ero un po' stanco, sai qua, mi da, mona, fermo, così, ci dico a parlare, dai, Dio. Grandi, bravi. Gas. Beh, abbiamo appena finito di girare la scena in un boschetto e ci siamo appena presi parole perché abbiamo girato la scena in un luogo divieto e noi abbiamo fatto lo stesso, non lo sapevamo. E ci siamo presi parole, abbastanza parole, però alla fine ne è valsa la pena perché il posto era molto bello e le scene sono uscite alla perfezione veramente. Bravi gli attori e bravo il regista. Quindi dovemmo cercare un altro luogo in cui girare questa scena fondamentale, che è appunto la scena in cui Terence canta. Questa scena è stata giudicata molto, molto forte. Le parole sono molto profonde e significative. Per far vedere come James veniva sbloccato da questa sua apatia. E penso che il messaggio sia arrivato a tutti voi. Va bene. Ecco il protagonista, uno dei protagonisti del film. Aaron sta studiando. Tu sei Aaron comunque. Ah sì, ho sentito Aaron. il nome nuovo, come mai sto nuovo? Ho deciso Emanuele. Bello, mi piace. È bello Aaron. Beh sì. Con doppia Aaron. Aaron, sì. Fai un'intervista all'attore? Sì, volevo chiederle se ha visto il trailer. Sì, molto, molto bello. Non è stato male un trailer. Come pensa riuscirà questo film dopo aver visto il trailer? Ma io penso bene, penso che possa affascinare molto. Sì, sì. Mi sono ritagliato una piccola parte in questo film in cui interpreto Dave, che è un amico di James. Poi c'è Aaron, che è stato interpretato da Stefano,
Io e lui diamo delle possibilità a James, il quale però è succube della sua paranoia. Poi ci sono altre comparse nel film che sono Andrea, c'è Manola e Mattia. Le riprese del nostro film stanno procedendo, direi, molto bene. Abbiamo un nuovo actor man, si chiama Andrea, detto Bounty. Farà una parte molto importante del film. Cortissima. Come ti senti? È un cortometraggio. Come ti senti a far parte di questo film? Diciamo che devo ancora leggere un attimo il copione, ma penso di riuscire a sostenere abbastanza bene. Hai già avuto qualche parte Sì. in qualche film? Sì, diciamo ho fatto Il Ricchione e il maiale gay. È stato un film che secondo me ha degenerato subito dopo Le streghe di Blair. Ho letto che su un con giornale che 50 euro lei abbiamo tirato. fa parte di un musical. Un musical, sì, esattamente. Interessante. Molto bene. Bene, lasciamo i nostri attori a concentrarsi. A dopo. A dopo. Ciao. Un sonno, Dio Cristo. Mi viene da ridere, ma forse? Rilassati. No, non so. Hai anche spento, tranquillo. Speriamo che il regista sta tranquillizzando gli attori perché qui si ride a manetta, ragazzi. Non riusciamo a venire fuori da queste scene. Questa qua seria il continuo. Che bella. Perché ieri eri in bagno, perché fa Dave è arrivato, adesso ti tiri in fuori, metti camicia, tiri in fuori. In fase di montaggio abbiamo potuto constatare una vera bravura del nostro regista Davide, in quanto molto migliorato in fase creativa. Infatti siamo rimasti stupiti Per le fotografie. molto, e soprattutto l'impegno di tutte quelle serate che abbiamo trascorso tutti e tre in compagnia, e sicuramente è stato un periodo molto intenso per quanto ci riguarda, anche perché così abbiamo avuto modo di conoscerci meglio. Per me il tempo è una grandissima illusione, per quanto noi ci sforziamo di credere che non sia, però è. Per concludere direi che alla fine siamo stati soddisfatti di questo film perché abbiamo realizzato quello che volevamo far capire. E se ci si crede alla fine i risultati possono venire. Quello che voglio sperare è che non dovete fare assolutamente la fine di James, che ha tralasciato le amicizie e ha perso molto tempo della sua vita. Già, è vero, dovete prendere la vostra vita per la mano. Per mano, non per la mano. Un saluto speciale a Vava e spero che il film ti sia piaciuto. La tua. Prendendo spunto dalle prime frasi, spero che questo film vi abbia graffiato. È stata una grande soddisfazione da parte mia e da parte di tutti quelli che hanno collaborato a questo progetto, perché il film ne è uscito migliore di quanto pensavamo. E ringrazio chiunque abbia visto questo film.